eccoci qua, cari amici, 6 agosto d'estate, un sabato. Guardate qua dove ci troviamo, qua in un piazzale a recuperare questa auto artigianale. Sono qua in compagnia con Giorgio. Dimmi te qualcosa, Giorgio. E qui ci troviamo davanti, penso, a un pezzo unico. D'altra parte, dove c'è Marvin i pezzi raramente sono numerosi. Si tratta di una 500. Allora vediamo, Mariano, andiamo a fare subito particolare. È stato preso il telaio di una 500. Il motore è quello del tipo Sogliora della 500 giardiniera, probabilmente per questioni di ingombro, e è stata applicata praticamente la doppia trazione. Allora il motore della 500, anziché posteriore, è montato anteriormente. Davanti vediamo i giunti omocinetici della trazione. Fai un particolare, Marvi, sospensione molto sofisticata, 4x4, fari mitica marca Carello italiana. Le posizioni sono di una 600, questi sono veramente 600. Perché piace le auto trasformate, abbiamo qua un batteria di trombe, un pezzo veramente particolare, insomma. Questa qua andrà in Val di Non, insomma. Guardate qua, Marvin Tour di sabato così improvvisato, a Filippo. Un messaggio su WhatsApp dal buon Giorgio, e il buon Giorgio dice combinazione, ci siamo trovati anche noi a Vicenza. Il particolare del serbatoio, che è quello della 500 originale, montato sotto il sedile. E qui hanno usato molta fantasia, perché guardate qua la creatività, insomma. Noi italiani comunque sapevamo essere creativi lo stesso con poco. Guardate, la pedaliera è quella della 500 originale, 4 posti. Ed eccoci qua, cari amici, i fari sono del rimorchio agricolo. Fari di rimorchio agricolo, esatto, Filippo. C'è anche il gancio di traino per l'eventuale carrettino. Guarda qua. Una ruota disposta di una mini. I dischi sono da treno, no? Insomma, guardate qua, carissimi amici, macchina trasformata, macchina artigianale, ma la fantasia non manca e niente, basta solo rimatricolarla e metterla in strada. Dici che ci vorrà, sarà facile rimatricolarla o no? Ma prima bisogna risalire chi è il costruttore, perché penso documenti qui non ce ne siano, almeno dopo sentiamo acquirente e compratore cosa ci dicono. Insomma, guardate ragazzi, è uno scoop pazzesco, insomma, di sabato. Eccoci qua, caro Filippo, dai. Oh, mi lasciate qua a concludere qua il filmato, niente. Adesso sono tutti volati a preparare il carrello, perché quest'auto verrà situata sul carrello e niente, qua, cari amici, insomma, il Marvin vi saluta. Abbiamo fatto uno scoop pazzesco, eccolo qua, carissimi amici, insomma, quest'auto molto trasformata, abbiamo sentito un mix di pezzi, insomma, bella da vedere così, la creatività c'è, niente, finirà in Val di Non, qua dalle zone di Padova alla Val di Non, carissimi amici. Qua il Marvin vi ha dato una diretta, insomma, pazzesca, insomma, ha fatto venire qua l'auto, ho fatto mettere qua il sole, ho detto, dato che c'è luce, niente, qua il Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo report che credo sia molto imminente. Insomma, il materiale c'è, vediamo se poi ci lasciano fare il filmato. Ragazzi, ciao a tutti e a presto, e viva le auto trasformate, insomma, complimento a chi se la porta a casa. Allora adesso la spingiamo verso... Ed eccoci qua, insomma, bravo Giorgio, spingi, eccoci qua, verso la Val di Non, eccola qua, insomma, l'auto andrà in Val di Non. Dai Marvin, spingi! Insomma, hai sottolineato i colori high-tech della colori high, insomma, guarda qua Roberto, come vedi il Marvin non spinge mai, ecco qua. È pur sempre un mezzo di trasporto. È un mezzo di trasporto, niente, insomma, il recupero c'è, insomma, la diretta c'è, insomma, non è che capita tutti i giorni, eccola qua, carissimi amici, insomma, la diretta c'è. E vediamo qua se riesce il vericello a portarla su, niente, intanto vediamo qua, insomma, c'è questa diretta, vai Bruno, niente, insomma, volevo appunto vedere se riusciva a tirarla su, niente, insomma, va un po' per le lunghe, va bene, dai, va benissimo così, cari amici, Marvin vi saluta, ciao a tutti, insomma, bottino c'è, ciao.